Allora, buonasera a tutti, le presentazioni le ha già fatte Pierluigi, al quale devo un doveroso ringraziamento per l'accoglienza, l'ospitalità che ogni volta mi riserva nel suo salotto culturale, ormai divenuto un punto di riferimento importante per l'archeologia, o meglio in generale per la cultura archeologica e non solo isolana, e un ringraziamento poi ovviamente a voi che siete qua e avete dimostrato con la vostra presenza ancora una volta quanto il popolo sardo sia fondamentalmente legato alle proprie radici e difenda anche forse più di altre regioni d'Italia la propria cultura. Detto questo, alcune piccole premesse. Il nostro viaggio oggi attraverserà un periodo lungo diversi milioni di anni e si staglierà attraverso tre discipline fondamentali che sono la paleontologia, l'archeologia e l'archeozoologia. La paleontologia, nel senso più generico del termine, è lo studio degli animali antichi. In questo caso noi parleremo quasi esclusivamente di animali estinti che troviamo sotto solo forma fossile. L'archeologia non ha bisogno di spiegazioni e l'archeozoologia, una disciplina relativamente nuova in Sardegna, ormai diciamo che da una quindicina d'anni, forse 20 anni, collabora in maniera anche abbastanza efficace con l'archeologia e si occupa esclusivamente dello studio delle ossa animali rinvenute negli strati, nella stratigrafia archeologica, quindi tutti quegli animali che hanno avuto a che fare con l'uomo in un modo o nell'altro. Ovviamente oggi, lo accennavamo prima, per questioni di tempo parleremo solamente, per modo di dire solamente, della fauna pre-nuragica, quindi quella che vediamo ecco, dal Pleistocene, anzi da epoche pre-pleistoceniche, fino all'età del rame, poiché per la civiltà nuragica, per la fauna del periodo nuragico, occorrerebbe proprio una conferenza ad hoc per il materiale così vasto che abbiamo sia nelle rappresentazioni artistiche sia dal punto di vista proprio delle ossa rinvenute nelle stratigrafie archeologiche. Bene, dobbiamo cominciare ovviamente da un periodo lontano. Se si può spegnere Pierluigi ancora meglio così. Ah, perfetto, così cominciamo subito. Perfetto, benissimo. Ecco, come molti di voi sapranno, la Sardegna è una terra molto antica e questa sua antichità, diciamo, per noi oggi è in qualche modo anche una salvezza, perché siamo lontani da pericoli sismici, da fenomeni di vulcanesimo. In particolar modo, diciamo che una delle prime terre emerse, una delle terre più antiche, delle aree più antiche della Sardegna, sono proprio il Sulcis e l'Iglesiente. Mi raccomando, io non uso mai il termine Sulcis Iglesiente perché è sbagliato, o è Sulcis o è Iglesiente. Il Sulcis, per intenderci, parte da Serbariu e arriva fino a Sant'Annarresi, quindi già Teulada esclusa dall'area sulcitana. L'Iglesiente invece parte approssimativamente da Cortoghiana, quindi la frazione che sta a nord di Carboni, e arriva appunto fino a Iglesias e oltre. Quindi sono due territori ben distinti, sia dal punto di vista geografico, linguistico, culturale e così via. Ecco, quindi una delle prime terre emerse è sicuramente questa, il Sulcis e l'Iglesiente, dove a partire appunto dagli anni 50, forse anche un po' prima, è cominciata così una caccia al tesoro, ai fossili, in tre aree che ora vedremo. Queste tre aree sono soprattutto la parte tra la miniera di Rosas di Narcao e Orbai a Villa Massargia, l'area di Campo Pisano nel territorio comunale di Iglesias e Cala Domestica, quella spiaggia molto carina, insomma, che spesso viene utilizzata anche per gli spot pubblicitari. Ecco, quest'area è emersa, pensate un po', meglio, in quest'area hanno trovato i fossili più antichi d'Italia, datati a circa 600 milioni di anni fa. Stiamo parlando di un periodo chiamato geologicamente Cambriano. Il nome è dato da una popolazione
che così veniva chiamata dagli antichi romani, i Cambri, una popolazione che viveva nel Galles. Ecco perché questi due territori hanno in comune il fatto di essere due territori molto antichi, emersi più o meno nello stesso periodo. E le testimonianze di questa vita sono date dai fossili dei trilobiti. Il nome trilobite lo dobbiamo proprio al fatto che, come vedete, è suddiviso in 3 lobi. Oggi noi insomma dobbiamo tanto agli studiosi, ai paleontologi che abbiamo in Sardegna, in primis ad esempio il professor Gianluigi Pillola, che ha fatto grandi studi, importanti studi sui trilobiti. Tra l'altro il professor Pillola è originario di Connesa, quindi io credo che già dall'infanzia abbia ricevuto molti stimoli, molti input proprio dal punto di vista dei giacimenti fossiliferi. Mi sono dimenticato prima di citare i 2 più importanti archeozoologi in Sardegna, che sono Marco Zedda e Barbara Wilkens. A loro dobbiamo insomma gran parte degli studi e delle ricerche che io oggi vi mostrerò e che collaborano fattivamente con gli archeologi. Tenete conto che, come vi dicevo prima, solo da pochi anni il mondo accademico isolano si è aperto a collaborazioni che vadano oltre l'archeologia in senso stretto, quindi lo studio prevalentemente delle ceramiche. Per ricostruire la storia dobbiamo analizzare tutti i dati, che non siano solo sui materiali, ma in questo caso ecco, anche sulla fauna che ha accompagnato l'uomo in questi milioni di storia. Ecco, quindi come vi dicevo, il trilobite, un animale ormai estinto, vissuto in Sardegna almeno tra i 600 milioni e i 400 milioni di anni fa, viveva in ambiente subacquatico. Ecco qua, poi gli specialisti ad esempio sono riusciti a capire anche il dimorfismo sessuale, tutte cose insomma di recente scoperta. Quindi a tutta ragione possiamo considerare il trilobite come il primo abitante ufficiale della Sardegna. Oggi vedremo poi tutte le ultime scoperte, prego. Pochi centimetri, sì. Purtroppo sì, poi dipende, diciamo, nei mercatini spesso trovate dei trilobiti grandi, spesso sono finti perché sono dei carichi in gesso, poi colorati, altre volte arrivano dal Maghreb, non sono sardi. In Sardegna però, come vi dicevo prima, a partire dagli anni 50 si è scatenata una vera e propria caccia al tesoro, soprattutto a Campopisano, dove i sardi per veramente pochi centesimi vendevano i fossili di trilobiti a collezionisti tedeschi, quando non erano loro stessi ad andare là insomma, e trafugare questi fossili. E solo da pochi anni in effetti esiste una legislazione specifica anche per la tutela dei fossili, che sono equiparati oggi proprio ai reperti archeologici, come giustamente insomma dovrebbe essere. Pochi anni or sono, circa 7 anni fa, in questa località molto bella, ecco, dal punto di vista paesaggistico, siamo a Torre del Porticciolo, nel comune di Alghero. Un gruppo di studenti dell'Università La Sapienza di Roma, dietro segnalazione ovviamente, eseguirono un sopralluogo proprio in questo punto. Adesso vediamo una... Ecco, vedete qua ci sono questi terreni rossastri con queste argille. Ecco, e qua questi studenti hanno rinvenuto lo scheletro, parti di uno scheletro di un animale. Ora vedremo di cosa si tratta. Hanno allestito un campo di ricerca e da diversi anni a questa parte ogni anno l'Università La Sapienza di Roma, la facoltà appunto di scienze naturali, esegue uno scavo finalizzato al portare in luce degli esseri viventi, gli scheletri di esseri viventi vissuti in Sardegna, pensate un po', 250 milioni di anni fa. Di cosa si tratta? Si tratta di un animale molto simile a questo. Appena venne effettuata questa scoperta, si tratta di un pelicosauro vissuto appunto circa 250 milioni di anni fa, che inizialmente venne chiamato Cotylorhynchus. Pensate che in Europa esistevano solamente 5 esemplari scheletrici di questo animale,
esposti per lo più in Russia e gli altri in America. Allora, io cosa ho fatto? Ho immediatamente contattato il paleontologo, il ragazzo che ha studiato, che ha trovato materialmente questo scheletro, mi ha raccontato insomma un po' tutte le vicende che hanno portato alla scoperta, e la cosa che mi ha fatto più piacere è sapere che questo animale rinvenuto in Sardegna attualmente è un unicum. Dovranno dare un nuovo nome, pensate un po', a questo pelicosauro. Il mondo scientifico, insomma, immaginate la felicità nell'aver trovato una nuova specie, e l'abbiamo trovata in Sardegna. I media, TV, giornali non ne hanno parlato. Ecco, queste sono le cose che personalmente mi fanno male. Si parla di tante cose spesso inutili, una scoperta di questo tipo di cui il mondo scientifico ha parlato e apprezzato, insomma, non se ne è parlato. Ma ecco, vediamo, insomma, in attesa che il mondo scientifico dia un nuovo nome a questo animale rinvenuto in Sardegna, vediamo di cosa si tratta. Quindi è comunque un pelicosauro, era un animale che poteva raggiungere un'altezza di 2 metri, una lunghezza di 6 metri addirittura, aveva una testa molto piccola, come vedete, come abbiamo visto anche nello scheletro, una testa molto piccola, sproporzionata rispetto al resto del corpo. È probabile che l'esemplare trovato ad Alghero sia morto a causa di una frana, di un crollo, quindi oltre questo esemplare probabilmente ce ne saranno altri. Attualmente lo scheletro è in fase di studio e di analisi alla Sapienza a Roma, e quindi ci auguriamo che nel più breve tempo possibile possa tornare in Sardegna e possa essere esposto magari in un museo di scienze naturali. Andiamo avanti, quindi percorreremo un cammino diacronico e giusto per capirci, perché ovviamente la Sardegna non è sempre stata un'isola. Quando le prime terre sono emerse, quindi in questo caso proprio il Sulcis e l'Iglesiente, la Sardegna, ecco, occupava questo grande golfo collocato tra la penisola iberica e la Francia. Attorno a, quindi 250 milioni di anni fa, quando il pelicosauro ha vissuto appunto nelle nostre terre, la Sardegna con la Corsica erano ancora attaccate al continente, ma non solo, non c'era stata ancora la deriva dei continenti, che poi insomma avverrà dopo, quindi stiamo ancora parlando di Pangea, un continente unico. Circa 30 milioni di anni fa comincia il distacco della Sardegna e della Corsica dal continente, e questo distacco poi è stato seguito da un viaggio, una rotazione, vedete, in senso sud-orientale, durato circa 15 milioni di anni, e che ha portato poi insomma a vedere la Sardegna, a posizionare appunto la Sardegna al centro del Mediterraneo. A quanto pare adesso la Sardegna è ferma, chi si muove forse è l'Africa, che tende ad andare verso il nord. Ecco, tra i 200 e i 50 milioni di anni fa la Sardegna conosce comunque un'attività vulcanica eruttiva molto intensa. In effetti, dal punto di vista zoologico, non abbiamo tante specie, insomma sono veramente poche. Non sappiamo se imputare questa assenza, comunque questa riduzione della fauna, al fenomeno del vulcanesimo, o più semplicemente proprio perché ancora non sono state effettuate delle scoperte relative a questo periodo. Circa una ventina d'anni fa, forse anche un po' meno, 15 anni fa, un gruppo di appassionati di paleontologia di Sassari e di Porto Torres vagavano, vedete, proprio a ridosso della centrale E.ON di Porto Torres. Siamo a Fiume Santo. Molti di voi insomma hanno presente l'area proprio perché c'è questa ciminiera, questa grande ciminiera dell'Enel. Ebbene, probabilmente scavando, comunque nel momento in cui hanno realizzato la centrale, hanno gettato la terra a ridosso appunto dell'area industriale, e qua gli esperti, gli appassionati hanno rinvenuto delle ossa abbastanza importanti. Quindi cosa è successo? Hanno chiesto il permesso di poter effettuare uno scavo all'interno della centrale, un saggio appunto paleontologico. Quindi sono stati accontentati, hanno
realizzato un'area di scavo non molto estesa in realtà, e l'ho vista non all'interno perché non mi è stato purtroppo dato il permesso, ma si tratta veramente di un'estensione di pochi metri quadri. Pochi metri quadri che hanno restituito interessantissimi reperti faunistici. Si tratta di animali che ormai non fanno più parte della fauna sarda, come la Maremmia lorenzi, un'antilope, l'Umbrotherium azzaroli, una giraffa, l'Indartos anthracitis, un orso. Sono tutti animali che oggi in Sardegna non esistono più, o si sono estinti o per trovarli dobbiamo andare addirittura nell'Africa subsahariana. In particolar modo l'orso in Sardegna, a parte appunto questa fase, in epoca storica non c'è mai stato. Hanno rinvenuto effettivamente nel castello di Sassari delle ossa di orso risalenti all'incirca al 1200 d.C., quindi probabilmente un animale che è stato portato. E in Corsica ugualmente diversi anni fa trovarono delle ossa di orso all'interno di una grotta, e che insomma fecero delle ricerche e si scoprì che era un orso scappato da un circo alla fine del 1700 e che poi si era rifugiato in una grotta ed era morto lì. Però non è un animale appunto endemico della Sardegna. Ancora, l'Eumaiocherus etruscus, un coccodrillo, doveva essere molto simile al Tomistoma caralitanus. Questo è il cranio di un coccodrillo trovato a Cagliari nel 1800. Fa parte della collezione Aquilegia. Quindi vedete com'era varia la fauna della nostra isola in questo periodo. Tutti animali che oggi non esistono più. Ma tra, diciamo, meno male, punti di vista. Tra tutti gli animali rinvenuti nella centrale di Fiume Santo, uno in particolare ha attratto l'attenzione del mondo scientifico ed è la scoperta di questo gorilla. Questo gorilla, una scimmia chiamata Oreopithecus bamboli. Oreopithecus è un nome composto di origine greca, oros vuol dire monte, pithekos vuol dire scimmia, quindi letteralmente scimmia di monte. Bamboli perché i primi esemplari vennero trovati nel Monte Bamboli in Toscana da parte di Cesare Studiati nella seconda metà del 1800. Poi torneremo sullo studioso Cesare Studiati perché ha un rapporto, insomma ha avuto un rapporto con la Sardegna. Ecco, Studiati entrò proprio in una miniera di carbone del Monte Bambolio e trovò sul soffitto di questa miniera di carbone lo scheletro intatto di un Oreopithecus. Proprio lui sollevò lo sguardo mentre attraversava la galleria di questa miniera di carbone e si trovò questo scheletro intanto, quindi si era salvato quasi miracolosamente. Oggi questo scheletro, quindi cosa hanno fatto? Hanno asportato una porzione del tetto di questa galleria ed è esposto nel Museo di Scienze Naturali di Firenze insieme a tanti altri reperti provenienti poi dalla Sardegna, anche se questo appunto non è sardo ma toscano. Perché è importante questa scoperta? Perché l'Oreopithecus bamboli può essere considerato come un nostro progenitore. Si trattava di una scimmia che aveva già la stazione bipede, eretta. Quindi dopo l'Australopithecus. Esatto, no, prima dell'Australopithecus. Sì, qua siamo attorno ai 5 milioni, anzi 8 milioni di anni fa. Ecco, vedete, qua abbiamo un'immagine che lo rappresenta, vedete, già in piedi. Era un animale che non superava in genere 1,20 m, 1,25 m di altezza. Ecco, però, perché poi il mondo scientifico si è così, in qualche modo, sbizzarrito nel proporre nuove teorie? Perché teoricamente, allora, l'Oreopithecus è un animale africano, d'origine africana, ma lo troviamo anche in Toscana e probabilmente in questo periodo si è creato un ponte di terra che ha unito, come vedete, la Toscana, l'isola d'Elba, la Corsica, la punta appunto settentrionale della Corsica. Attraverso la Corsica è giunto in Sardegna. Per diversi milioni di anni Sardegna e Corsica sono state un'isola unica, quindi probabilmente
è arrivato in Sardegna appunto attraverso la Corsica. Ma c'è qualcuno che dice ma non è più probabile il contrario, cioè che sia stata la Sardegna a fare da ponte per la Toscana, poiché questo animale è africano. Prima infatti col professore si cercava di capire, ma è possibile che magari si sia creato un ponte di terra? Molto difficile, però giustamente un altro amico ci faceva notare che animali di questo tipo possono nuotare, possono utilizzare anche dei rudimentali mezzi di trasporto come un tronco, insomma qualcosa che galleggia e magari possono aver raggiunto le nostre coste. Il problema fondamentale, e lo dico con un certo rammarico, è che oggi si finanziano davvero poco questi studi. Pensate che lo scavo di Fiume Santo è fermo da oltre 10 anni, gli studi non sono stati pubblicati, ho trovato veramente solo poche notizie, quindi diciamo ci mancano molti tasselli per ricostruire il mosaico della fauna, ma se vogliamo anche dell'uomo in Europa. Bene, passiamo ora a una zona un po' più interna dell'isola, per modo di dire. Siamo a questa immagine del Monte Tuttavista ad Orosei. Il Monte Tuttavista è famoso perché là ci sono delle cave, le cave del Biancone, il Biancone di Orosei, un tipo di marmo molto apprezzato e molto utilizzato in Sardegna. I lavori della cava hanno portato in luce uno dei giacimenti paleontologici più importanti d'Italia. Vediamo appunto qual è la fauna rinvenuta all'interno di questo giacimento fossilifero. Come periodo geologico siamo tra i 4 milioni e i 500.000 anni fa circa. Allora, uno degli animali più importanti è sicuramente il Nesogora al melone. Infatti siamo ancora di fronte a una fauna chiamata nesogorale, una fauna che non vede la presenza di grandi predatori. È una sorta di, viene chiamata anche antilope, è molto simile a un animale che nel frattempo vive a Minorca e Maiorca, chiamato Myotragus balearicus. Ecco, questi reperti li potete vedere tranquillamente nel museo archeologico di Nuoro, la parte paleontologica. Nesogora al meloni, Pannonictis, una sorta sì, quasi di donzola, sì, o donna, comunque un mustelide, ecco, non è sempre semplice associarlo, diciamo, a degli animali attualmente esistenti. Anche questo cranio di Pannonictis è visibile nelle vetrine del Museo archeologico di Nuoro. L'Enidrictis gallictoides, una sorta, insomma, qualcuno la definisce faina, insomma anche qua è difficile trovare un animale attuale corrispondente, anche questo un mustelide. E qua vi ho messo la fotografia di una donna. Questa donna è stata forse la prima archeozoologa di tutta la storia. Si chiama Dorothea Bate, si chiamava anzi Dorothea Bate, nasce in Inghilterra alla fine dell'Ottocento e si interesserà appunto della fauna pleistocenica. Questo interesse la porterà anche in Sardegna negli anni 30. Pensate quanto fu difficile, io credo che ho trovato veramente pochissime notizie sulla presenza di Dorothea Bate in Sardegna, praticamente nulla, però lei ha pubblicato del materiale negli anni 30, del materiale appunto rinvenuto in Sardegna. Stette a Malta, stette in Corsica, è molto probabile appunto che la sua permanenza in Sardegna non durò meno di qualche settimana. E ho anche cercato di capire perché si trovi poco sulla sua presenza in Sardegna in questo periodo. Stiamo parlando ovviamente del periodo in cui qua c'era appunto il regime fascista. In realtà le notizie sulla sua vita sono poche, io credo proprio per il fatto che si trattasse di una donna vissuta nella prima metà del Novecento, insomma, dove spesso nel mondo scientifico c'era una misoginia imperante, quindi insomma, probabilmente ecco, solo ora si sta lavorando per una sua completa conoscenza, ecco, non riabilitazione ma proprio conoscenza. E tra la fauna rinvenuta nel Monte Tuttavista Orosei meritano sicuramente più attenzione i resti di una scimmietta chiamata Macaca maioris. Di questa scimmietta oggi, ahimè, si conoscono solamente 3 esemplari. Uno è stato trovato in località Isorelis a Flumini Maggiore, quindi siamo nell'Iglesiente.
l'altro appunto Monte Tutavis Rosei e l'altro sta a Capo Figari in Gallura. L'esemplare più bello, cioè quello proveniente da Capo Figari, sta al Museo di Scienze Naturali di Firenze. Si trattava di una scimmietta piccola, molto simile, probabilmente forse, alla scimmia di Gibilterra, la scimmia europea, famosa perché a quanto pare si diverte a fare dispetti ai turisti. La troviamo appunto tra la Spagna e il Marocco, e quell'area è sempre stata così quasi un feudo degli inglesi, tant'è che c'è anche una leggenda legata a questa scimmietta. Gli inglesi fanno in modo di rimpinguare insomma la specie proprio perché la leggenda vuole che la presenza di questa scimmietta sia legata anche alla presenza inglese. Quando si estinguerà la presenza di questa scimmia, si estinguerà anche la presenza inglese in quell'area geografica. E ultimamente sono stati fatti enormi passi avanti nello studio di questa scimmietta. Anzitutto si è individuato così il dimorfismo sessuale. L'esemplare maschio ha una sorta di piccola cresta sagittale e i canini, comunque scusate, gli incisivi molto più aguzzi rispetto all'esemplare femmina, e serviva a quanto pare proprio per acchiappare l'esemplare femmina e tenerla stretta quando appunto nell'atto della riproduzione, ecco. Eccoci qua, questa è la fauna che è presente in Sardegna, anzi una parte della fauna presente in Sardegna poco prima dell'arrivo dell'uomo, quindi siamo tra 1 milione e circa 400.000 anni fa. E cosa abbiamo? Il Mammutus lamarmorai, anzi chiamato Premammutus lamarmorai. Non fate l'errore di chiamarlo elefantino sardo o elefantino nano, non è un elefantino, è un Mammutus. Il Megacero scazioti, chiamato anche Premegacero scazioti, un grande cervo presente in tutta Europa in questo periodo, ma diciamo attorno a 500.000 anni fa in Sardegna aveva già avuto la possibilità in qualche modo di ridurre la sua taglia rispetto ad esempio al classico Premegacero scazioti che troviamo in Europa in quel periodo. Abbiamo poi il Prolagus sardus Wagner, un roditore appartenente all'ordine dei lagomorfi, sul quale appunto torneremo, il Ragamis, insomma altri piccoli animali, e merita sicuramente attenzione questo animale, un canide chiamato Cinotherium sardus. I primi esemplari di Cinotherium sardus vennero trovati proprio a Cagliari, nel colle di Bonaria e di Monreale nel 1857 da parte di Cesare Studiati. Gli furono segnalati però dalla Marmora, dal conte Alberto Ferrero della Marmora. Studiati appunto si recò lì, raccolse numerosi esemplari che sono tutt'oggi conservati a Roma, non sono mai tornati in Sardegna. Assomiglia molto al dingo. Sì, diciamo che abbiamo ancora molti punti di domanda su questo canide. Come sapete il cane domestico deriva proprio dall'addomesticamento dello sciacallo e del lupo. Probabilmente i lupi e gli sciacalli più audaci seguivano nel Paleolitico l'uomo mentre andava a caccia perché riteneva in qualche modo vantaggioso seguirlo, perché magari gli lanciavano pezzi di carne. Da lì comincia la domesticazione del cane. Questo cane effettivamente ha convissuto per un lungo periodo con l'uomo in Sardegna, ma non sappiamo se sia mai stato addomesticato. Noi non crediamo. È comunque stato utilizzato dall'uomo come cibo, come alimento. Poi vedremo appunto dove e in che modalità. Quindi il Cinotherium è sicuramente uno degli animali più diffusi in questo periodo. Insomma, i resti sono stati trovati un po' in tutta la Sardegna, Grotta Dragonara ad Alghero, in Gallura, a Cagliari appunto, Grotta dei Fiori in Carbonia, nell'area di Flumini Maggiore. Diciamo che era in questo periodo forse l'isola dei cani, insomma l'isola diciamo che presenta il maggior numero ecco, di canidi di tutto il Mediterraneo. E queste invece sono due zampe del Mammutus lamarmorai, oggi purtroppo esposte in Svizzera. Noi abbiamo solamente pochi frammenti
esposti nel Museo Paleontologico Martel di Carbonia, dove c'è la grande miniera di Servario, il Museo della Miniera. C'è anche un museo che vi consiglio assolutamente di vedere, ma purtroppo dobbiamo accontentarci di pochi resti, e a Conneso, in un deposito, conservano delle lastre di arenaria trovate in località Morimenta, dove tra l'altro venne rinvenuto per la prima volta mentre si costruiva una ferrovia che per il trasporto del carbone, scusate, no, di minerali verso Porto Paglia. Quindi lì trovarono i primi resti del Mammutus la Marmorai, in onore appunto di Alberto Ferrero della Marmora. Ecco, lì c'è una sorta di deposito di arenarie dove sono state rinvenute le orme del Mammutus e le orme anche del Megacero Scazioti. Io li ho viste personalmente, insomma, quindi probabilmente loro camminavano sulla sabbia, queste sabbie poi si sono solidificate e sono rimaste le orme, che purtroppo ancora però non sono esposte. C'è giusto qualcosa al Museo Paleontologico di Carbonia. Ecco, vediamo appunto il Cinotherium, torniamo un attimo. Queste sono tutte le località dove è stato rinvenuto, quindi Carbonia, Grotta dei Fiori, Colle di Monreale di Bonaria a Cagliari, la cava Italcementi di Samazzari. Mentre realizzavano appunto la cava sono stati rinvenuti resti scheletrici del Cinotherium e anche del Megacero Scazioti, Grotta Dragonara ad Alghero appunto, Monte Tutta Vista, no scusate, sì qua siamo a Rosè, Monte Tutta Vista. Poi abbiamo appunto Capofigari, insomma queste attualmente sono le località dove è stato rinvenuto il Cinotherium Sardus. Cinotherium Sardus che ha vissuto in Sardegna per diverse centinaia di migliaia di anni ed ha, come vi dicevo, probabilmente convissuto con l'uomo. Perché diciamo questo? Perché nella grotta Corbeddu di Oliena, sulla quale poi torneremo, nei vari strati sono stati trovati appunto resti ossei di Megacero Scazioti. Vedete, questo è l'esemplare esposto nel Museo Sanna di Sassari, il museo archeologico, e ossa di Cinotherium Sardus. Sia il Megaceros che il Cinotherium presentavano segni di macellazione, quindi segni lasciati dall'uomo utilizzando probabilmente degli strumenti, dello strumentario in selce e in quarzo locale, e quindi si sono cibati di questi animali e anche del Prolagus Sardus Wagner. Qua vediamo un lontano cugino chiamato Pica, che troviamo ancora in Asia e in Canada. Infatti se voi cercate Prolagus Sardus Wagner, molto spesso trovate anche il nome Sardinian Pica. In Sardegna si è estinto, in Asia e in Canada ancora resta, appartenente sempre alla famiglia degli Optonide. Eccolo qua. In assoluto diciamo che il Prolagus Sardus Wagner è l'animale più diffuso, sia prima che arrivasse l'uomo, sia quando appunto è giunto l'uomo per la prima volta in Sardegna. Si trovano i suoi resti praticamente ovunque e troviamo un cambiamento di taglia dalla fauna nesogorale, quindi in assenza di grandi predatori, alla fauna tirrenicola, quindi in presenza di un grande predatore. Infatti la sua taglia cresce proprio quando arriva il più grande predatore, che è l'uomo. Ecco, e vediamo adesso l'arrivo di un altro animale, quello forse che ha inciso maggiormente sul paesaggio sardo, ed è appunto l'uomo. Allora, tenete conto che fino al 1979 si escludeva la presenza dell'uomo in Sardegna durante il Paleolitico. Se voi prendete ad esempio le edizioni della Civiltà dei Sardi, per noi la Bibbia, l'opera appunto di Giovanni Liliu, prima del 79 tutte le edizioni Giovanni Liliu faceva partire il primo popolamento umano nell'isola addirittura nel Neolitico antico, all'incirca 6.000 anni a.C. Se prendiamo le edizioni precedenti, addirittura questo primo popolamento lui lo fa risalire a 4.000 a.C., tra i 4.000 e i 3.500 a.C. Accadde però che nel giugno del 1979 giunse in Sardegna un turista di origini milanesi di nome Giovanni Veronesi. Giovanni Veronesi non era un archeologo, Giovanni Veronesi era un orefice, era un appassionato però di archeologia e nasce come gemmologo, quindi era un esperto di pietre preziose.
lui veniva in Sardegna non solo per il mare, ma anche perché gli piaceva passeggiare, soprattutto nella zona più interna, alla ricerca appunto di siti e testimonianze archeologiche. Fatto sta che proprio lungo le sponde del Rio Altana, un fiume che passa nel territorio comunale di Petrugas, quindi in Anglona, siamo qua, vedete? Lui rinvenne, notò la presenza di numerosi oggetti di selce. Tenete conto che fino a quel momento, fino al giugno del 79, in Sardegna, né tantomeno a Petrugas, si era mai sentito parlare di Paleolitico. Il Paleolitico è la fase iniziale della preistoria, che è suddivisa in 3 fasi fondamentali: il Paleolitico, il Mesolitico e il Neolitico. Allora, lui notò appunto la presenza di numerosissimi oggetti come questi, che fino a quel momento erano stati scambiati per normalissime pietre. Il signor Veronesi cosa fece? Prese alcuni esemplari e li portò con sé a Milano. A Milano lui aveva una gioielleria proprio nel quartiere di Brera, quindi uno dei quartieri più importanti, no? C'è una sorta di centro commerciale così tra i più rinomati di tutta la città di Milano, e all'interno della sua oreficeria aveva una vetrina dove esponeva diversi oggetti che lui prendeva in giro per il mondo, perché lui era un grande viaggiatore. Fatto sta che poco tempo dopo ricevette la visita della Guardia di Finanza, che però andò lì per motivi fiscali e non perché qualcuno segnalò la presenza di questi reperti. Tra questi finanzieri, pensate un po', c'era una persona, un finanziere che era appassionato anche lui di archeologia e notò in quegli oggetti qualcosa di molto importante. Quindi requisirono il materiale, lo portarono a un professore dell'Università di Milano che, quando vide questi materiali, alzò dalla sedia e disse: ma caspita, si tratta di oggetti molto antichi, si tratta di manufatti del Paleolitico, più precisamente del Paleolitico inferiore, quindi la prima fase del Paleolitico, realizzati quindi tra 450.000 anni e 300.000 anni circa. Voi direte: ma come ha fatto così, semplicemente guardando questi oggetti, a datarli, a inquadrarli cronologicamente, in maniera immediata, senza sottoporli appunto a particolari esami? Beh, dovete sapere che in questo periodo ovviamente i metalli non ci sono. Per ogni periodo storico l'uomo adotta delle tecniche di lavorazione, di scheggiatura della pietra differenti. Ecco, in questo caso questi manufatti di selce erano stati realizzati con la tecnica del clactoniano, che prende il nome dal sito di Clacton-on-Sea in Inghilterra. E quindi si tratta di una scheggiatura bifacciale che, diciamo, copre un arco cronologico di circa 100.000 anni. Allora cosa successe? Pensate, i giorni successivi i maggiori quotidiani italiani dedicarono la pagina della cultura a questa scoperta. Finalmente scoperta la presenza del Paleolitico, o meglio la presenza dell'uomo nel Paleolitico anche in Sardegna. E come reagirono gli archeologi sardi, il mondo accademico sardo? Non presero tanto bene questa scoperta, un po' perché anzitutto il signor Veronesi venne denunciato perché si era appropriato illegalmente, questa è la legge, va bene, giusto così, però dobbiamo tanto a questo uomo, e attenzione, non me la sentirei adesso di, perché grazie a lui che oggi sappiamo, insomma, della presenza dell'uomo in Sardegna nel Paleolitico. Il Liu come prese questa notizia? Non bene, cioè lui non è che in qualche modo metteva in discussione la presenza dell'uomo nel Paleolitico, ma disse: sì, ma in effetti, ecco, non ho portato quello che lui scrisse, però disse: ma in effetti, insomma, a noi cosa interessa sapere di uomini che non erano uomini, ma erano quasi allo stadio larvale, che si aggiravano raminghi senza arte, senza cultura. Insomma, lui non è che mettesse in discussione la presenza dell'uomo nel Paleolitico, ma lo riteneva importante, interessante. Ora, Liliu però ovviamente era figlio del suo tempo, ma ci dimostra quanto forse il mondo accademico sardo non fosse pronto a questa scoperta, non fosse ancora pronto allo studio del Paleolitico nella nostra isola, ma si desse molta più importanza a quelle civiltà che avevano lasciato testimonianze monumentali. Ecco, ad ogni modo però poi partirono delle campagne di scavo dirette dal professor Martini dell'Università di Firenze, dal dottor Pizzalis, un archeologo sardo che invece, insomma,
credete molto in questa scoperta e effettivamente vennero trovate altre testimonianze sempre del Paleolitico inferiore sia a Perfugas che ad esempio nella vicina Laero, soprattutto nella grotta di Sugoloru. Purtroppo questi scavi sono fermi da 20 anni, se non di più. Sono iniziati e si sono fermati negli anni 80, come se questa cosa non fosse importante, invece insomma, come tanti altri la riteniamo assolutamente molto importante. Ecco, detto questo, quindi sicuramente l'uomo è stato il predatore più importante e solo alcuni di quegli animali che abbiamo visto in quel disegnino sono sopravvissuti alla presenza dell'uomo, quindi solamente 3: il Megaceros scazioti, il Prolagus sardus wagner e il Cinotherium sardus. Ecco qua vi ho postato appunto ho messo una slide per chiarire una volta per tutte, perché ancora leggo su internet che le ossa più antiche umane finora rinvenute in Sardegna sono state rinvenute nella grotta Nurighe di Cheremule. Vedete in questo strato dove c'erano effettivamente ossa di Cinotherium, di Prolagus sardus, di Megaceros scazioti, e poi hanno rinvenuto tra queste materie una falange che inizialmente si pensava fosse umana. La professoressa Barbara Wilkens l'ha analizzata e qua insomma ho scritto infatti un'aspettativa disattesa, perché si tratta della falange di un Gyps fulvus, di un avvoltoio. Quindi attualmente diciamo questa scoperta in qualche modo non è diciamo la scoperta delle ossa umane più antiche in Sardegna, nonostante so che ancora qualcuno la spaccia come diciamo la scoperta delle ossa umane più antiche. Non è così, ancora insomma in internet troviamo gli articoli di giornale pubblicati qualche anno fa, chiamarono questo rinvenimento Nur, il primo salto, ma non è così. Ecco, però ovviamente voi vi sarete chiesti, sì, ma 400.000 anni fa l'uomo insomma è dovuto venire in Sardegna. La Sardegna era già un'isola ben definita, è vero, probabilmente era molto più vicina alla Corsica di quanto non lo sia oggi, ma oggi, come vedete, è un'isola al centro del Mediterraneo, separata da un breve tratto di mare chiamato Bocche di Bonifacio dall'isola sorella, la Corsica, e poi insomma la parte più vicina alla terraferma della Corsica è la parte insomma settentrionale, che poi vedete, trova ad oriente l'isola d'Elba e la Toscana. 400.000 anni fa, come è giunto l'uomo in Sardegna? Ecco qual era la situazione geomorfologica, scusate, dell'Italia 400.000 anni fa, cioè nel Paleolitico inferiore. In nero vediamo la linea delle coste attuale e in grigio invece le terre emerse in questo periodo. Allora, durante l'interglaciale Ris-Wurm nel Mediterraneo ci sono state 4 grandi glaciazioni alpine, il Gunz, il Windel, il Ris e il Wurm. Durante quindi l'interglaciale Windel-Ris, scusate, cosa è successo? C'è stata appunto una regressione del mare, che ha portato a unire anzitutto la Sardegna alla Corsica e a rendere molto, diciamo, vicine la parte settentrionale della Corsica con l'isola di Capraia. In questo momento si riunisce alla Toscana e con l'isola d'Elba idem. Quindi il tratto di mare che separa l'isola di Capraia, che in questo momento non è più un'isola, con la Corsica è di solamente 8 miglia. C'è una distanza veramente minima che si può percorrere anche a nuoto con un mezzo rudimentale di trasporto, che può essere anche un tronco di legno. Ecco come probabilmente l'Homo erectus europeus è giunto in Sardegna attraverso questo ponte, attraversando appunto questo breve tratto di mare e scendendo poi in Sardegna. Qua, anche se a onor del vero, in Corsica non abbiamo ancora rinvenimenti del Paleolitico, loro lo chiamano epipaleolitico, in realtà è un mesolitico. Attualmente uno dei rinvenimenti più antichi è la Dama di Bonifacio, datata ad 8.000 anni a.C. circa. Bene, per trovare invece le ossa del predatore più antico, cioè dell'uomo, dobbiamo aspettare il Paleolitico superiore. Abbiamo un grande buco per il Paleolitico medio, quando l'Europa è abitata prevalentemente dall'uomo di Neanderthal. In Sardegna mancano assolutamente tracce.
Ecco, quindi Grotta Corbeddu a Oliena prende il nome dal bandito Giovanni Salis Corbeddu, che qua trovò appunto un rifugio durante la sua latitanza, del quale resta ancora una bilancia che lui stesso incise col suo cognome e il suo nome, bilancia, simbolo della giustizia, perché lui insomma si ritenne sempre innocente rispetto al reato, ecco, che è così, di cui venne accusato. Allora, cosa successe? Che nel 1982 giunse in Sardegna quest'uomo. Quest'uomo era un professore dell'Università di Utrecht in Olanda, una delle università più antiche e più prestigiose d'Europa. Quest'uomo si chiamava Paul Sondar. Paul Sondar giunse in Sardegna perché voleva studiare a fondo il Prolagus Artus Wagner, e gli dissero che nella grotta Corbeddu di Oliena c'erano molti esemplari, chiunque entrasse lì proprio trovava, si camminava quasi sulle ossa delle Prolagus. Quindi allestì, come vedete, un campo base proprio all'esterno della grotta. Ovviamente l'Università di Utrecht era dotata di numerosi mezzi finanziari, ampi mezzi finanziari, quindi fecero uno scavo avanzato anche per l'epoca, nell'82, e iniziarono appunto a scavare la parte centrale della grotta Corbeddu. Ora, se voi andate, trovate tutto intatto, perché lo scavo poi non è proseguito. Ecco, questa è una foto dell'82. Lo stesso Sondar lo vediamo qua, come vedete, intento a scavare. Lui piaceva proprio cimentarsi nello scavo. Quindi hanno fatto un saggio nella parte centrale della grotta, hanno messo in luce una bellissima stratigrafia, non solo paleontologica ma anche archeologica. Hanno rinvenuto ossa di Prolagus, di Megacelo Scazioti, di Cinotherium sardus. Hanno trovato dei manufatti in quarzo locale del Paleolitico superiore, scusate, e hanno trovato poi i frammenti ossei umani finora più antichi rinvenuti in Sardegna, che stavano appunto nello strato pleistocenico, e si tratta di una falange, di un mascellare, questo, e di un osso temporale, quindi una parte del cranio. Ora, purtroppo non sono mai stati datati col metodo del carbonio 14, né altre analisi sono state fatte, ma li hanno datati proprio perché stavano nello stesso strato, diciamo così, con animali che poi successivamente si sono estinti. Ecco, purtroppo però poi Paul Sondar, pochi anni dopo, è morto e non sono stati più effettuati, diciamo così, saggi archeologici. Quindi voi, se oggi andate a visitare questa grotta, trovate tutto intatto, la stratigrafia, tutto il materiale e l'attrezzatura, che fra un po' diverranno reperti archeologici anche loro, e sono messi lì da una parte. Ecco, questo lo dico ancora una volta con grande rammarico, insomma, non si sono più finanziati gli scavi e la grotta Corbeddu, che invece avrebbe potuto recuperare delle notizie interessantissime sul Paleolitico sardo. Insomma, sembra che oltre il periodo fenicio-punico, romano e nuragico la Sardegna non può soffrire, perché i medievisti dicono la stessa cosa, in effetti, insomma. Comunque, ecco, questo è sicuramente un grave danno per tutto il mondo archeologico sardo. Allora, rimaniamo nella fauna, attenzione, anche se ora vi mostrerò un oggetto artistico, forse l'oggetto artistico più antico che sia stato rinvenuto in Sardegna. Ahimè, insomma, questo oggetto, che oggi è esposto al Museo Archeologico di Cagliari, presenta una didascalia sbagliata, una cronologia ancora sbagliata. Vi dirò poi perché. Questa statuina, alta circa 18 cm in basalto, venne rinvenuta in una grotta di Macomer, chiamata riparo Sabde sarebbe infatti proposta in una valle. Venne rinvenuta, noi pensiamo, da uno scavatore clandestino, ma comunque riuscì a giungere nelle mani del professor Giovanni Liliu. Giovanni Liliu nel 1949 ovviamente non poteva sapere che la Sardegna era stata abitata nel Paleolitico, per cui fa una bellissima descrizione, la chiama la Venere Callipige, dalle belle natiche, o la Venere di Macomer. Fa davvero una splendida descrizione, e per quanto ogni tanto tenti di associarla alle dee madri del Paleolitico, che nel frattempo erano state trovate in diverse parti d'Italia,
lui non può che datarla all'epoca più antica, per quel, diciamo, per il 49, che era il sesto millennio avanti Cristo. Poi di recente la professoressa Margherita Mussi dell'Università La Sapienza di Roma, grande archeologa preistorica, ha retrodatato giustamente questa statuina almeno al Paleolitico superiore, quindi almeno al 15.000 a.C., giustamente perché insomma gridava vendetta questa statuina, che a mio avviso può essere anche più antica. Ad ogni modo, Lelio fa una bellissima descrizione, e nota, ovviamente come avrete notato anche voi, che il cranio, o meglio la testa, non è umana. La testa non è umana, cioè tutto il resto del corpo è umano e femminile, lo capiamo appunto da queste splendide forme legate ovviamente alla maternità, alla fertilità, se pensiamo che ha oltre 15.000 anni, insomma, è sicuramente un bell'oggetto, è fatto molto bene. E con la testa, lui dice, è una testa di un animale, questo perché in quel periodo la religione era ancora fondamentalmente legata al mondo animale, però non azzarda nessuna ipotesi. Qualcuno dirà, si tratta di un coniglio. Piccolo particolare, il coniglio in questo periodo non c'è ancora in Sardegna, arriverà in età romana probabilmente, quindi parecchi millenni dopo. La Mussi giustamente dice, potrebbe trattarsi di un Prolagus sardus. E io non posso che appoggiare questa teoria, questa ipotesi, proprio perché il Prolagus, essendo appunto un lagomorfo, era un animale molto prolifico. Quindi in qualche modo, realizzando questa statuina, loro volevano che la donna diventasse effettivamente fertile come il Prolagus. L'uomo è un animale che non è prolifico, si riproduce mediamente una volta all'anno, con un figlio mediamente per parto, e io posso anche solo immaginare quanto fosse alta la mortalità infantile in questo periodo. Pensate che ancora in età attorno al V secolo a.C. Solo un bambino su 10 poteva raggiungere il primo anno di vita, c'era una mortalità infantile altissima, immaginiamoci in questo periodo. Quindi ovviamente si scatena nell'uomo, nell'animale uomo, la paura di distinguersi, e allora la religione comincia in qualche modo a definirsi anche in base all'istinto di sopravvivenza. Quindi probabilmente rappresentando la donna con la testa di un Prolagus si voleva far sì, o comunque si voleva propiziare, ecco così, una maggiore fertilità anche per l'animale uomo. Ovviamente si tratta di ipotesi, sia chiaro, qua viaggiamo insomma in un periodo molto lontano, quindi abbiamo davvero poche certezze, ma è una teoria, diciamo così, abbastanza plausibile. Dopotutto, sempre in questo periodo vediamo molte rappresentazioni di lagomorfi. Questa è un'incisione su un osso della grotta Polesini che rappresenta, come vedete, un lagomorfo, forse il Prolagus, quindi un animale sicuramente già sacro. O pensiamo la stessa dea Eostre, Easter, Easter, Pasqua come si dice in inglese, Easter, e deriva appunto dalla dea dalla dea Eastre, o il nome Ishtar o Astarte deriva da Eostre ed è spesso rappresentata dalle fattezze di un coniglio, il coniglietto pasquale. Non è un'invenzione moderna, è legata proprio a questa antica a questa antica divinità dalle fattezze di coniglio, quindi la fertilità, la rinascita. Addirittura troviamo insomma questo disegno medievale che rappresenta una danza pagana in età medievale, dove ci sono esclusivamente donne che portano delle maschere. Una di queste, vedete, porta la maschera di un coniglio, di un lagomorfo. E il Prolagus quando si è estinto in Sardegna? Perché è un animale forse più diffuso, ecco, dell'antichità, e compare, come abbiamo visto, diversi milioni di anni fa, e sembra estinguersi durante l'età del ferro in Sardegna. Quindi siamo praticamente all'epilogo della civiltà nuragica, siamo attorno al IX-VIII secolo a.C. Gli ultimi esemplari li troviamo nel VI, tra l'VIII e il VI secolo a.C. In Corsica invece si è estinto un po' più tardi, in età imperiale, quindi qualche secolo dopo.
E in Sardegna nel 1774 giunge un ecclesiastico esperto di zoologia, il padre Francesco Cetti, che scriverà poi anche i mammiferi di Sardegna. E in un suo racconto, parlando appunto dei quadrupedi, ci parla di un grande ratto che ancora viveva nell'isola di Tavolara. Pare che i pastori che andassero lì a pascolare il bestiame gli avessero portato proprio delle pelli di questo grosso ratto. Tant'è che questa descrizione, che somigliava molto al Prolagus, ha portato gli studiosi a ipotizzare per molto tempo che il Prolagus si fosse estinto solamente nel 1700 in Sardegna e che quindi l'ultima colonia fosse rimasta fosse quella dell'isola di Tavolara. Oggi si pensa che invece si trattasse di un ratto e non di Prolagus, anche se qualcosa in effetti non torna. Non si è estinto, come molti dicono, perché veniva cacciato abbondantemente dai sardi, si è estinto perché probabilmente l'ingresso del ratto nero in età diciamo proprio in quel periodo, attorno al V IV secolo a.C., abbia in qualche modo sconvolto il suo habitat e l'abbia così portato all'estinzione. Ecco, di recente invece i nuovi scavi nel riparo sottoroccia di Sugorroco a Sirri, quindi nel territorio di Carbonia, hanno portato, diciamo così, all'individuazione di uno strato archeologico del Mesolitico, quindi databile, pensate, tra i 10.000 e gli 8.000 anni a.C., e lo scavo ha presentato anche interessanti scoperte proprio sulla fauna sarda di quel periodo, dove troviamo ancora una volta il Prolagus, va bene, dei molluschi, ma indubbiamente la scoperta più interessante è stata questa, è il metatarso di un'ottistarda, chiamata anche grande ottarda, un animale che non c'è più in Sardegna, si è estinto, lo troviamo appunto in Spagna, ma in Sardegna non c'è più. Doveva essere molto abbondante in questo periodo nella nostra isola e quindi attorno a 10.000 anni fa hanno catturato un esemplare di ottistarda e oltre probabilmente a essersi cibati delle sue carni hanno utilizzato il metatarso lavorandolo, vedete, creando una punta molto affusolata che presentava, pensate un po', delle tracce di ocra rossa. Per cosa l'avranno mai utilizzato questo punteruolo? Probabilmente per eseguire appunto dei tatuaggi molto in voga. Questa è la mummia del Similano, che è più recente, oggi pensate, hanno trovato ben 61 tatuaggi sul suo corpo, ma è molto probabile appunto che l'utilizzo, vedete, di questo metatarso fosse ugualmente utilizzato proprio per la decorazione del corpo, visto che le terracotte ancora non si producevano, bisognerà aspettare il Neolitico, qualche millennio dopo. Il Neolitico, periodo di grandissimi cambiamenti in tutti i sensi, cambiamenti climatici, ma soprattutto cambiamenti nei modi di vita dell'uomo, che da diciamo così, cacciatore, raccoglitore, nomade, quale era nel Paleolitico, comincia a diventare appunto anche agricoltore, allevatore, ma soprattutto costruisce i primi villaggi. Ora, la fauna della Sardegna, a partire dal 6000 a.C., dal Neolitico antico, cambia profondamente. Alcuni animali che abbiamo visto nel Paleolitico e nel Mesolitico si estinguono, ma ne vengono portati molti altri. Quindi c'è l'arrivo di nuove genti in Sardegna, ecco, che probabilmente partono forse dal vicino Oriente e portano con sé gli animali già addomesticati. Quindi nel Neolitico gli animali arrivano già addomesticati in Sardegna. Non pensiamo che gli animali che abbiamo oggi ci siano sempre stati, arrivano in tempi relativamente recenti. Ecco, arrivano queste genti attratte probabilmente dall'ossidiana, ecco, che è effettivamente un materiale preziosissimo per quest'epoca. E quindi compare il cervo, non abbiamo più il Metgacero scazioti che nel frattempo si è estinto, e abbiamo il Cervus elafus corsicanus, quello che ancora troviamo ad esempio nei boschi del Marganai, Domus de Maria, insomma è uno degli animali più diffusi nelle nostre montagne. Attenzione, tra l'altro il Cervus elafus non è un animale da montagna, è un animale di pianura, poi ovviamente l'urbanizzazione l'ha portato a ripararsi sempre di più nelle montagne.
e troviamo molto spesso, appunto, oltre che ossa di cervo nei siti, nei contesti archeologici del Neolitico e dell'età del rame, anche il paico delle corna, che probabilmente veniva utilizzato anche per realizzare dei manufatti. Tra l'altro c'era una caccia, non tanto in questo momento, ma in età nuragica c'era una caccia molto selettiva del cervo. Si cacciavano esclusivamente i cervi maschi adulti, quindi era una caccia, diciamo, che era in qualche modo finalizzata a non far estinguere queste specie. La pecora sarda è questa, la famosa pecora nera di Argus. Questa è la pecora endemica sarda. Poi la pecora rinselvatichita è diventata appunto un muflone. Ecco, quindi questa è la pecora sarda, che produce un po' meno latte rispetto a quella che troviamo, però diciamo ha dei formaggi di altissima qualità, chi ne ha mangiati lo sa bene. Il maiale, il suino, appunto, arriva in Sardegna nel Neolitico e arriva appunto già domesticato. Il cinghiale, lo sapete, è un maiale rinselvatichito. Questa è una statua che io avevo trovato in un androne di una persona di Sant'Antioco, che insomma l'aveva trovata, il padre l'aveva trovata negli anni 50 in una Domus de Janas di Sant'Antioco, e adesso è esposta nel museo, anzi nei depositi archeologici di Sant'Antioco. Quindi già nel Neolitico divenne quasi un animale sacro, proprio forse per la sua prolificità. Il cane probabilmente domestico, arriva in Sardegna nel Neolitico. La grotta Sugolore di Laerru è il sito dove hanno trovato appunto le ossa di cane domesticato più antiche. Era un cane comunque a muso lungo, come vedete, un'altezza al garrese che non superava i 48 cm, e non c'è ancora per una selezione del cane nelle sue varie razze, cosa che avverrà poi in età nuragica. E altri siti importanti, insomma, hanno restituito, ad esempio nella grotta di Viabesta a Sassari, una sorta di Domus de Janas, hanno rinvenuto in un contesto del Neolitico antico il corpo di un uomo risalente a 6.000 anni fa, con 4 scheletri di cane sepolti accanto a lui. Quindi c'è già probabilmente la funzione sacra del cane, il cane che doveva sorvegliare, accompagnare il defunto nell'aldilà. E a Monte d'Accoldi, in 3 diversi punti, sono stati trovati sepolti 9 scheletri di cane. Quindi in questo caso, trattandosi di un tempio, è probabile che l'uccisione del cane fosse di natura rituale, però in questo periodo si cibavano ancora del cane. I bovini che probabilmente erano come questi, quella che noi oggi chiamiamo vacca vertiazza, è la vacca endemica sarda, che ancora si trova in diverse parti della Sardegna, nella zona di Teorada, nella zona di Boni, ed è stata sostituita nel Settecento dalla razza modicana, quindi divenuta razza sardo-modicana, il bue rosso ad esempio della zona di Seneghe. Ecco, però la razza autentica sarda è questa, quella striata, vertiazza, proprio perché presenta delle striature. E anche il bovino è un animale, forse l'animale sacro più rappresentato dai neolitici sardi, e lo troviamo diciamo così in centinaia, anzi migliaia di rappresentazioni, come vedete, presenti sia incise, sia in rilievo, sia dipinte nelle Domus de Janas della Sardegna. Il più bello è sicuramente questo. Siamo a Tiesi, la tomba di Mandrantine, dove addirittura le corna, vedete, sono decorate, addobbate come le nostre tracas durante le cerimonie religiose. Bene, io ho terminato, vi ringrazio per l'attenzione.